passaggi qua ce ne sono tanti, perché comincio giovanissimo, a 14 anni, andando a imparare il mestiere come si usava a fare. Quindi entro in una fabbrica di scarpe da donna, poi con gli anni mi specializzo e mio padre, con enorme sacrificio, mi manda alla mitica Arsutoria, l'istituto tecnico che c'è a Milano. Con tanto sforzo, con tanto sacrificio, ce l'ho fatta, mi sono diplomato modellista. Poi comincio così a mettere in opera la mia passione, ma il disegno, cioè questo amore per la calzatura. Il primo step mio cominciano con le scarpe da ciclismo, che avendo 3 figli, tutti e 3 correvano in bicicletta, quindi pronte le scarpe fatte in casa. Io all'epoca, con l'amicizia dell'olimpionico su pista Sergio Bianchetto, già caro amico nostro, ecco, mi disse: Pontini, il CONI mi ha affibbiato, in senso buono, che devo allenare la nazionale dei giovani di ciclismo. Morale della favola, facemmo tutte queste scarpe piccolissime, perché loro hanno piedi piccoli, quindi Pontini le scarpe, Pinarello consegnò le biciclette, e questo fatto venne così sottolineato, evidenziato dal CONI alla Presidenza della Repubblica, e quindi il passaggio è stato questo, e da lì mi giunge notizie che per benemeriti sportivi Cavaliere della Repubblica Italiana, firmato da Pertini e Spadolini, all'epoca Presidente del Consiglio. Si presentano poi delle occasioni, delle circostanze che mai avrei pensato, e fra queste si presenta l'opportunità di fare anche delle scarpe da Formula 1, cosa che io mai sapevo e mai avrei immaginato. Con l'aiuto di un grande personaggio che conosciamo tutti, Arturo Merzario, lui mi aiutò, mi diede le prime note basilari, e lui fu il primo a usare a Monza le scarpe Pontini, quindi una gioia grande, grande, grande. E mi arrivano, ma il Bertaggia, che faccio la scarpa su misura perché ha un piede particolare, diventa campione italiano di Formula 3 e poi va a finire in Formula 1 con scarpe Pontini. Non dimentichiamo l'ex ferrarista Jean Alesi. Fittipaldi, il nipote del mitico Fittipaldi, è stato qui e ha usato le scarpe nostre, per citarne alcuni. Questa bellissima atleta, all'epoca molto giovane, molto bella, Dorina Vaccaroni. Lei ha usato sempre le scarpe Adidas, come del resto tutto quel mondo della scherma, chissà perché hanno Adidas. No. 3 mesi e mezzo prima delle Olimpiadi, quindi parliamo delle Olimpiadi di Barcellona, lei ha un malore su un piede, al punto tale che chiede all'Adidas se li possono fare la scarpa su misura, e Adidas dice: guarda, noi siamo un gruppo grosso, facciamo questo modello, questo e questo, se non ti va bene questo, metti l'altro. Morale della favola, nessuna scarpa le andò bene. Lei, piangendo, venne qua e disse: Pontini, per cortesia, se no perdo l'ultima occasione della mia vita, partecipare alle Olimpiadi. Farla breve, questo paio di scarpa va con lei a Barcellona, la stampa parla ampiamente, e con la stoccata finale che si vede in Mondovisione, la scarpa Pontini calzata da Dorina Vaccaroni, medaglia d'oro.
ma vuoi per la chimica che ho addosso, vuoi perché la fortuna anche mi ha giocato bene. Ecco, ho avuto modo di essere presente a questo evento di Miss Argentina, che poi noi andammo a registrare il titolo di Miss Fashion Pontini Argentina. E quindi, farla breve, questa ragazza lì sulla foto vinse il titolo nazionale argentino. Per 3 anni, e mi sembra 4, sono stato sponsor con le scarpe disegnate da me a tutte le 18 finaliste di Miss Paraguay, e sono stato docente nell'Università di Mendoza, dove che hanno inserito nel loro contesto anche la possibilità che i loro studenti universitari potessero anche imparare un qualche cosa di nuovo, e quindi l'arte calzaturiera così diretta dal sottoscritto. E allora auguro questo, di credere nelle proprie forze, di non abbandonare queste radici, questa arte calzaturiera creata, costruita dai nostri vecchi, quindi mantenere questa cultura, e soprattutto cerchiamo di essere orgogliosi, ma più che del Made in Italy io direi del Made in Veneto, perché se a Montebelluna è la patria della calzatura sportiva, qui a pochi chilometri, nella riviera del Brenta, abbiamo la patria della scarpa fine. Quindi questo è un patrimonio che non va dimenticato, non va emarginato assolutamente. Io mi batterò sempre per portare avanti questa tipologia, questo tipo di discorso.